Prova, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Buonasera e benvenuti al Palalupe di San Martino di Lupari.
Devo conoscere il protagonista dell'incontro all'interno della formazione nostra team. Mario Rossa, ex vincente, il numero 6, il capitano perché era Monaco, presente in partita reazione, l'otto, partita sulla grandata, numero 10, di Raunioni, numero 11, Claudia Coppo, 15, Giselle Berenice, quindi voi, numero 15, la Vicente Giorgio, numero 21, Marcello Cattivelli, numero 24, Giovanni Martins, numero 30, Francesca Tagliavini, nel coach Santos Siena, assistente Paolo Forlano. Maglia nuova San Martino, numero 2 Anna Bolcana, numero 3 Giovanni Marina, numero 5 Francesca Tagliavini, numero 6 Inizio Pesenico, numero 7 Giovanni Claudia Figlia, numero 10 Francesca Toppolo, numero 11 Giovanni, numero 14 San numero 16 Giovanni Madonello, numero 35 Martino Del Pini, consentire come ora studiamo l'esecuzione del piccolo regionale.
Buonasera e benvenuti al Palalupe di San Martino di Luperi per questo recupero della prima giornata di ritorno della Serie A2 femminile. Stasera in campo Fanola San Martino di Luperi contro Welcome Interlocks Vicenza, partita che si doveva disputare come prima appunto di ritorno del campionato e che invece si disputa per terminare il campionato appunto delle Lupe, che avevano appunto cominciato con Vicenza uno dei tanti derby veneti qui nella Serie A2 e si terminerà appunto con il Vicenza questa stagione. Partita di poco conto per le Lupe, che comunque sono sicure del loro ultimo posto in classifica, mentre Vicenza, che vincendo stasera e un altro recupero che avranno nel fine settimana, arriverebbero quarti in classifica. Vediamo intanto le due formazioni entrare in campo. San Martino di Luperi che parte col numero 5 Francesca Beraldo, il numero 6 Alice Peserico, il numero 7 Claudia Amabilia, il numero 11 Elena Giordano, numero 35 Matilde Pini, coach del San Martino di Lupero Michele Tomei, mentre dall'altra parte Vicenza che parte col numero 6 il capitano Federica Monaco, numero 8 Maria Flora Lazzaro, numero 11 Claudia Gobbo, numero 21 Angelica Tibè e numero 24 Giovanna Martinez. Allenatore un ex del San Martino, Sandro Sinigaglia, ex allenatore che ha allenato tanti anni qui a San Martino di Luperi e le ha portate per la prima volta nella massima serie in A2, nella massima serie in Serie A, nella A2 nel lontano 2008. Qui vediamo gli arbitri dell'incontro: Elisa Vicentini di Vicenza e Gianmaria Bortolotto di Castello di Godero. Proprio la palla 2 alzata e vinta da Vicenza per il primo possesso della partita. Subito la palla dentro, lo scarico fuori, l'1 contro 1 e il tiro in corsa da parte di Lazzaro sbagliato, che poi strappa palla a San Martino di Luperi. Serve sotto canestro i primi 2 punti della partita per Martinez. San Martino ancora che ha giocato ieri sera, è uscita sconfitta ieri sera e gioca subito 24 ore dopo per terminare e onorare il campionato fino in fondo. Qui l'1 contro 1, la palla fuori per il tiro del capitano sbagliato da 3 punti. Si lotta un po' a rimbalzo, ultimo tocco e possesso per Vicenza che è già dall'altra parte con la palla dentro. Il ribaltamento di lato, la palla ancora che si muove nell'attacco di Vicenza e poi il fallo commesso con eccessiva aggressività da parte di Beraldo. Primo fallo della partita per lei, subito rimessa per Vicenza. Come dicevo prima, San Martino di Luperi anche stasera a ranghi ridotti con 3 giocatrici giovanissime che hanno 15 anni, quasi 16 in organico della Serie C per le tante assenze dovute agli infortuni e protocolli Covid. Qui intanto Vicenza va a canestro con altri 3 punti, 5-0 il punteggio dopo poco più di un minuto di gioco, e quindi le 3 giocatrici appunto che dovranno aiutare San Martino a finire in meglio questo campionato, come ha sempre fatto però finora, lottando nonostante le difficoltà. Qui ancora l'1 contro 1 di Vicenza, l'errore da sotto canestro, poi rimbalzo, il lancio lungo per Beraldo che appoggia di tabellone i primi 2 punti del Fanola. 5-2 il punteggio, 1 minuto e 30 trascorso nel primo quarto di gioco. Vicenza con la palla in mano, Martinez in punta per Gobbo, ribaltamento di lato, la palla arriva in ala, torna in guardia, si va di nuovo sul lato opposto, attacco un po' perimetrale da parte di Vicenza, sembra palla fuori per i 3 punti per il tiro realizzato dal capitano ospite Monaco. 8-2 il punteggio, 2 minuti esatti trascorsi nel primo quarto di gioco. Giordano col palleggio vivo si porta in guardia, aspetta in punta Pini che si ribalta sul lato opposto, il blocco per Beraldo che scarica la palla ma quasi l'intercetto da parte della difesa. Possesso però resta ancora in attacco per le Lupe, un po' prevedibile qui la palla, è troppo lenta per Amabilia che però viene salvata dal solo tocco difensivo. Qui torna la palla fuori ancora per Giordano che finta parte in 1 contro 1, prende il palleggio, arresto e tiro da in mezzo l'area, realizza altri 2 punti per le Lupe. 4-8 il punteggio a favore della formazione ospite. Monaco col palleggio vivo, le uscite di Martinez che prende palla, scarica dentro
per Lazzaro, no scusate, per Gobbo, che ribalta al lato per un altro tiro da 2 punti sbagliato da Vicenza. Si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di una giocatrice biancorossa. Possesso ancora per le Lupe per riavvicinarsi un po' già nel punteggio, sotto di 4 punti. Partita lunghissima, ancora tutta da giocare. Giordano intanto a superare la metà campo, va da Peserico che finta il consegnato, poi parte in 1 contro 1, lo scarico fuori, ancora Beraldo che va a scaricare sotto canestro per Peserico, che realizza i primi 2 punti della sua partita. 6-8 punteggio, e qui Beraldo quasi intercetta il pallone sul passaggio di Monaco, non riesce a concretizzare il recupero. Il possesso resta in attacco per la formazione vicentina. Ancora la palla in punta per Lazzaro che parte in 1 contro 1, chiude il palleggio, si gira sul perno, torna fuori la palla per Martinez che ha una mezza idea di partire, poi va dentro da Tibè che torna da Gobbo che si gira sui perni, però forse commette infrazione di passi. In realtà prima c'è il fallo commesso da Amabilia, primo fallo per il capitano di San Martino di Lupari. 2 tiri liberi per Claudia Gobbo. Sempre 8-6 il punteggio, 6:42 da giocare nel primo quarto di gioco. Primo libero bersaglio per Gobbo, secondo tiro libero per lei. 2 su 2 in lunetta per questo primo giro dalle linee della Carità. 10-6 il punteggio, sempre Giordano a impostare l'azione offensiva di San Martino, va sul lato sinistro, poi ribalta al lato per Beraldo, le finte di Beraldo, ancora la partenza, lo scarico in the pocket per Pini, viene sporcata dalla difesa di Vicenza però il pallone, resta però il possesso in attacco ancora per le Lupe. 10 secondi per terminare l'azione, rimessa dal fondo nelle mani di Amabilia che trova fuori Pini che non mette palla a terra, preferisce andare da Peserico che dovrà andare in 1 contro 1 e forzare il tiro allo scadere dei 24 solo da 2 punti. La conclusione di Alice Peserico riporta a -2 il Fanola sull'8-10. Tanto la palla che si muove nell'attacco di Vicenza, dentro ora per Tibè che trova il taglio, però bravissima a capire tutto Peserico che recupera palla, lancia in contropiede Amabilia che non riesce però a salvare la palla. Passaggio un po' troppo lungo da parte di Peserico, palla persa per le Lupe e si salva questa volta San Martino, si salva questa volta Vicenza che poteva, con questo canestro San Martino poteva rimpattare a quota 10. Vediamo se la difesa terrà per riportarsi con una nuova azione offensiva e cercare la parità di nuovo. Qui bravissima Giordano quasi a recuperare palla, si salva Vicenza, ancora Giordano a cercare di andare a recuperare un altro pallone, ma tiene la palla però Vicenza che arriva nell'angolo per il tiro da 2 punti di Martinez, sbagliato, rimbalzo lungo controllato da Amabilia e poi il tentativo di rubata da parte di Monaco che però commette fallo, anzi scusate, da parte di Lazzaro che commette fallo. È il primo fallo della partita per lei e primo anche per Vicenza dell'incontro. Rimessa ancora laterale per San Martino di Lupari nelle mani di Amabilia, alza un po' la difesa Vicenza, si mettono d'accordo gli arbitri, decidono di dare la rimessa oltre la metà campo, non c'è allora pressione difensiva, riceve facilmente Peserico che si porta in punta, trova nel mezzo angolo Amabilia che prende il catch and shoot, sbaglia la conclusione da 2 punti, poi il rimbalzo e il fallo commesso da Giordano su rimbalzo conquistato da Gobbo. È il primo fallo anche per Elena Giordano, terzo di squadra già per le Lupe. 5 minuti e 26 da giocare, possesso per Vicenza che supera la metà campo con Lazzaro a impostare l'azione offensiva, aspetta le uscite dai blocchi, la ricezione di Monaco che torna in punta, si ribalta al lato, arriva la palla in ala, quasi forse infrazione di accompagnata, non sono della stessa opinione gli arbitri, ribaltamento di lato, poi la palla torna fuori, la partenza in 1 contro 1 da parte di Lazzaro che però non riesce a tirare prima dello scadere di 24, palla persa per Vicenza, recupero da parte del San Martino, si lamenta Lazzaro di un contatto con Amabilia,
Gli arbitri non hanno visto gli estremi del fallo. Sopra metà campo Giordano subito in 1 contro 1 ad andare fino in fondo, ad appoggiare di mano sinistra in controtempo. 10 pari il punteggio, trovano la parità le giocatrici di San Martino quando è passato metà primo quarto di gioco. Intanto Lazzaro che chiude il palleggio in punta, va sul lato di Monaco che parte verso il fondo, prende l'arresto e tiro. Sfortunata questa volta, la palla batte 2 volte sul ferro, rimbalzo però ancora per le Lupe che sono già dall'altra parte con la palla in ala per Beraldo che parte lungo la linea di fondo, torna con lo scarico fuori per Pini che va col consegnato per Giordano, ancora Giordano col palleggio vivo, preferisce andare da Amabilia che ci pensa un attimo, poi prende il tiro da 3 punti e realizza la tripla che dà il primo vantaggio della partita al Fanola. 13-10 il punteggio, 4 minuti da giocare nel primo quarto di gioco, possesso però per la formazione ospite, i consegnati, poi la palla arriva in post alto per Gobbo che parte in palleggio, pressione difensiva e fallo commesso da Peserico in aiuto. Primo fallo commesso da Alice Peserico, che è il quarto fallo di squadra. Qui prima sostituzione per Coach Tomei, esce col numero 11 Giordano e entra per la prima volta col numero 2 Anna Fontana. Subito alla rimessa la palla dentro per Tibè che usa il passo e tiro per appoggiare al tabellone, sbaglia la conclusione, rimbalzo offensivo però favorisce ancora gli ospiti. La palla fuori ancora per l'alto basso poi di Vicenza, carambola la palla nelle mani di Monaco che cerca l'appoggio lungo la linea di fondo, sbaglia ancora ma ancora Vicenza più veloce di tutti a rimbalzo, fuori la palla per la neoentrata di Vicenza, Tagliapietra che sbaglia un'altra conclusione ma quarto possesso consecutivo per Vicenza in attacco, ancora la pressione difensiva, poi buona rotazione, recupero da parte di Fontana. Si sono salvate questa volta le Lupe però concedendo lo stesso 4 azioni offensive consecutive a Vicenza, questo sicuramente non va bene, dovranno lavorare di più a rimbalzo. Qui l'1 contro 1 di Beraldo che col contatto riesce comunque a realizzare più 5 Fanola, 15-10 il punteggio. Subito dall'altra parte Vicenza con la palla dentro per Tagliapietra che cerca un tiro buttandosi indietro, forzando parecchio questa volta, errore banale da parte della giocatrice di Vicenza. L'1 contro 1 di Peserico che torna fuori da Pini che prende il catch and shoot da 3 punti, realizza la tripla che costringe al time out Coach Sinigaglia. 18 Fanola, 10 Vicenza, 2:42 per terminare il primo quarto di gioco. Si ritorna in campo a San Martino di Lupari dopo il time out chiamato in emergenza da Coach Sinigaglia che ritrova la sua formazione sotto di 8 punti contro San Martino di Lupari che dopo i primi minuti iniziali in cui aveva fatto molto fatica soprattutto in difesa a contenere l'attacco di Vicenza, portandosi anche sul -6 controparziale per portarsi su questo +8, e adesso dopo la rimessa San Martino a zona 2-3, l'attacco di Vicenza che si muove perimetralmente, si perdono completamente una giocatrice sotto canestro, le Lupe, la palla però torna fuori, non c'è il tiro, ancora Lazzaro che deve prendere il tiro allo scadere di 24, non tocca neanche il ferro, scusate Gobbo non Lazzaro, aveva preso il tiro, non tocca neanche il ferro, scadono i 24 con la palla che esce oltre la linea di fondo, altro possesso per le Lupe che mettono in campo anche Antonello col numero 16 che va a sostituire il capitano Amabilia.
Tanto la palla nell'attacco di San Martino per Peserico, che va in 1 contro 1 a cercare, a subire il fallo. Andrea Lunetta, Alice Peserico con 2 tiri liberi, fallo commesso da parte degli ospiti, nella fattispecie da parte del numero 11 Gobbo. Primo fallo personale, secondo di squadra per Vicenza. Peserico che intanto sbaglia il primo dei 2 a disposizione, già 4 falli per le Lupe di squadra, mentre solo 2 per Vicenza. Secondo tiro libero a bersaglio per Peserico, 1 su 2 in lunetta, 19-10, 9 lunghezze di vantaggio per le Lupe, che ora alzano la pressione a tutto campo, battuta facilmente da parte di Vicenza, però buone le rotazioni difensive e il rientro da parte delle Lupe, che ancora una volta si schierano però a uomo. Questa volta la palla arriva dentro da Gobbo, che pesca il taglio di Tagliapietra, che sbaglia il tiro dalla lunetta, poi si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco è da parte di una giocatrice di Vicenza. Nuovo possesso per le Lupe, per allungare ancora le mani nella partita, portarsi ancora con qualche punticino in più di vantaggio. Qui Pini che parte in 1 contro 1, torna fuori per Antonello, che parte lungo la linea di fondo, riscarica fuori per Pini, che va da Beraldo. Finta, parte in 1 contro 1 verso il fondo, trova lo scarico, l'extra pass per il tiro da 3 punti, anzi solo da 2 punti di Antonello. 21 Fanola, 10 Vicenza, e parziale che si allunga per San Martino di Lupari, se non sbaglio 13-0 negli ultimi 4 minuti di gioco più o meno. Qui la palla per Tibè, che ribalta al lato, torna fuori per il tiro da 3 punti di Monaco, corto questa volta, lungo anzi sul secondo ferro, rimbalza ancora per San Martino con Fontana che quasi viene strappata palla, ancora si lotta, poi l'ultimo tocco è di una giocatrice di Vicenza. Il possesso resta in attacco per le Lupe, che stanno facendo vedere un ottimo gioco corale di squadra. Anche l'ultimo canestro a parte di Antonello, dato da un grande movimento di palla e un extra pass che ha concesso un tiro liberissimo alla giovane di San Martino di Lupari. Qui intanto altri cambi per coach Tomei e anche dall'altra parte per coach Sinigaglia, che mette in campo il numero 10 Mioni e toglie Tibè. Dall'altra parte rientrano Giordano e per la prima volta Toffolo a sostituire Pini. Qui Toffolo proprio a toccare a rimbalzo sull'errore di una compagna. Poi l'ultimo tocco è da parte di San Martino di Lupari, possesso per Vicenza, ma altra buona azione in attacco per San Martino, e la rimessa e la pressione a tutto campo delle Lupe. La palla che supera la metà campo con Monaco, che si porta in guardia, raddoppi subito difensivi dell'attacco della difesa di San Martino. La palla in angolo per il tiro da 3 punti di Tagliapietra, che sblocca finalmente Vicenza dopo quasi 5 minuti di gioco. 21-13 il punteggio, 9 secondi da giocare. Toffolo col pallone per Antonello, che parte lungo la linea di fondo, torna fuori la palla per Peserico, che deve prendere il tiro perché sta per scadere il quarto, sbaglia la conclusione. Vicenza cattura rimbalzo ma non riesce ad andare alla conclusione dall'altra parte. Finisce così allora il primo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari. Fanola 21, Vicenza 13.
Secondo quarto di gioco a San Martino di Luperi per il recupero della prima giornata di ritorno di Serie A2 femminile. 21 Fanola, 13 Vicenza, 8 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa, che ha espresso un ottimo gioco nel primo quarto. Qui subito Vicenza che si schiera 3-2 per iniziare il secondo quarto di gioco. La palla che si muove perimetralmente, arriva Beraldo che aspetta le uscite di Giordano, che parte in 1 contro 1. Il floater in corsa da parte di Giordano, che realizza il nuovo più 10 per San Martino. 23-13 il punteggio. Tagliapietra con la palla viva in guardia, aspetta le uscite dei blocchi e poi il tiro da 3 punti di Monaco sbagliato. Si lotta a rimbalzo, controlla strappando la palla da un'avversaria. Fontana, nuovo attacco per le Lupe con la palla che arriva in ala, trova il taglio sotto canestro, l'extra pass, la para fuori per Antonello, che trova il taglio di Fontana, che trova ancora Toffolo, che parte in 1 contro 1, lo scarico sotto per Fontana, si deve tirare, la palla torna fuori per Antonello, che prende il tiro allo scadere di 24, poi bravissima Giordano a buttarsi sulla palla e a propiziare una palla 2, che per la regola del possesso alternato va a Vicenza, però mossa tantissimo la palla questa volta dalle Lupe contro la difesa a zona di Vicenza. Forse addirittura qualche passaggio di troppo, potevano andare alla conclusione prima le giocatrici di casa. Qui la palla nelle mani di Lazzaro, torna fuori, arriva per Tagliapietra che va in 1 contro 1 a provare il tiro in corsa, sbaglia la conclusione, si lotta a rimbalzo, ancora il possesso in attacco per Vicenza e il fallo subito da parte di Monaco, commesso da numero 5 casa Francesca Beraldo. È il secondo fallo personale per lei. Sostituzione intanto per coach Tomei, doppia sostituzione, esce Fontana e Antonello, rientrano in campo Pini e Amabilia. Qui la palla dopo la rimessa per Lazzaro, che tiene il palleggio vivo, arriva il blocco, Lazzaro a giocare l'1 contro 1, a provare un tiro in corsa in sottomano, si lamenta di un fallo con gli arbitri, non sono della stessa opinione, San Martino è già dall'altra parte e Beraldo col passo e tiro, forse viene fischiata l'infrazione di passi, però non sono sicuro al 100%, gli arbitri sicuramente più vicini di me al campo avranno preso la decisione corretta. Palla persa per le Lupe e possesso per Vicenza. Altre sostituzioni sul terreno di gioco da parte di coach Sinigaglia, rientrano in campo Tibè e Martinez. Lazzaro a superare intanto la metà campo, si aspettano le uscite dai blocchi, la ricezione di Tagliapietra che torna fuori per Tibè, che va da Martinez in punta per ancora Gobbo, che parte in 1 contro 1, ancora col tiro in corsa, ancora col contatto, nessun fallo anche stavolta. San Martino ancora dall'altra parte, fuori per Toffolo che parte in 1 contro 1, il penetra e scarica, le sporca però la palla alla difesa di Vicenza, che la recupera completamente con Lazzaro, che trova dentro in transizione Tibè, che realizza di tabella 2 punti e costringono al time out coach Tomei, che di sicuro non sarà contento di questo rientro difensivo da parte delle Lupe. Time out appunto sul terreno di gioco, Fanola 23, Vicenza 15. Si rientra in campo dopo il time out chiamato da coach Tomei, che ha visto la propria formazione rientrare malissimo in difesa dopo la palla persa.
subito affermato la partita, punteggio comunque che vede le Lupe in vantaggio sul 23-15 con 7:41 da giocare nel secondo quarto di gioco. Sempre la difesa 3-2 schierata da inizio secondo quarto di Vicenza. La palla arriva in punta per Pini sul lato opposto per Giordano che prende il palleggio a resta e tiro, è lungo sul secondo ferro, rimbalzo facile controllato da Vicenza che è già dall'altra parte con la palla in punta, si muove sul lato opposto per il tiro da 3 punti di Tagliapietra, cortissimo sul primo ferro, rimbalzo lungo che favorisce Amabilia che lancia Giordano che realizza altri 2 punti di tabellone con la mano sinistra. Fanola 25, Vicenza 15, 3 minuti trascorsi nel secondo quarto di gioco e possesso per la formazione ospite col palleggio a resta e tiro di Tibè, sbagliato da 2 punti, rimbalza ancora per le Lupe con Giordano a portarsi in punta, palla in guardia per Amabilia, il taglio in ala, la ricezione di Giordano che trova sotto canestro Toffolo che però ha una ricezione difficile, il passaggio forse un po' troppo basso da parte della compagna, non riesce a controllare il pallone, palla persa per le Lupe, possesso per Vicenza, Lupe che sostituiscono Toffolo e mettono in campo Ferraro, scusate, Sara Ferraro all'esordio in Serie 2, giovanissima anche lei, classe mi sembra 2005, prima apparizione in Serie 2 per la giovanissima delle Lupe, viste gli infortuni di San Martino. Qui il tentativo di palla dentro da parte di Lazzari, non si intende con la compagna, palla diretta oltre la linea di fondo, possesso per le Lupe per allungare ancora sulla partita, 25-15 punteggio, sempre questo più 10 per la formazione di casa, Vicenza che non ha espresso un grande gioco finora. Qui la palla in ala per Giordano che torna dentro, arriva dentro appunto da Ferraro che realizza, subisce il fallo, andrà in lunetta con libero supplementare e come dicevo prima subito esordio bagnato con 2 punti sul primo possesso offensivo per la giovanissima Sara Ferraro. Fallo commesso da Martinez, è il primo fallo personale per lei. Intanto sostituzione per Vicenza, rientra in campo col numero 6 il capitano ospite Monaco. Qui l'errore al tiro libero da parte di Ferraro, rimbalzo offensivo da parte di Pini che subisce fallo, andrà in lunetta ora lei con 2 tiri liberi, più 12 fila, 27-15 e Vicenza che sinceramente non sta riuscendo nel suo solito gioco e non sta facendo far fatica neanche all'attacco di San Martino con questa 3-2 messa in campo per iniziare questo secondo quarto di gioco. Tanto Pini fa 2 su 2 in lunetta, dal massimo vantaggio della partita alle Lupe sul 29-15, 6 minuti da giocare nel secondo quarto di gioco a Monaco col palleggio vivo, la palla e i consegnati nell'attacco di Vicenza, torna in mano a Monaco che va da Tibè sul lato opposto per Tagliapietra che parte lungo la linea di fondo, cerca l'appoggio di Tabellone, sbaglia il tiro, salva la palla San Martino però la dà direttamente nelle mani di Vicenza che ancora con Tagliapietra prova l'appoggio, sbaglia un altro tiro, l'ultimo tocco però è da parte di mi sembrava Mioni, infatti sì, il possesso è per San Martino di Lubari e altro time out chiamato questa volta da Vicenza sul 29-15 a favore del Fanola, 5:35 per terminare il secondo quarto di gioco.
29 Fanola, 15 Vicenza, 5:35 per terminare il secondo quarto di gioco e possesso per San Martino di Lupri, credo, anzi no, mi sbagliavo, andato il possesso in attacco a Vicenza e possesso per Vicenza, quindi per iniziare dopo questo time out con Vicenza in grosse difficoltà in questi primi due quarti di gioco. Qui la palla per Tibè che va in 1 contro 1 ad appoggiare di tabellone di forza, 2 punti che sbloccano un po' la società offensiva di Vicenza. 29-17, Giordano per Ferraro che chiude il palleggio, va da Peserico, in angolo la palla per Giordano che prende il tiro da 3 punti e realizza la tripla. 32 Fanola, 17 Vicenza e metà secondo quarto di gioco ormai trascorso. Qui la palla per Monaco nell'attacco di Vicenza, quasi perde palla, poi bravissima a recuperare palla Ferraro, a volarsi in contropiede, sbaglia però l'appoggio sul buon ritorno difensivo di Vicenza che recupera anche il pallone, si porta in punta, anzi si porta in punta con Martinez che va da Tagliapietra sul lato destro del campo. Tagliapietra in 1 contro 1 a prendere il palleggio, arresto e tiro da in mezzo all'area, lungo sul secondo ferro, rimbalzo offensivo ancora una volta di Vicenza che sta facendo veramente il vuoto sotto canestro a rimbalzo offensivo, molti extra possessi per la formazione ospite che va a subire fallo qui con Martinez che si lamenta però del fallo, vorrebbe i 2 tiri liberi. Qui l'arbitro che va a colloquio con coach Sinigaglia, spiega la propria situazione e si lamenta un po' anche dell'atteggiamento delle proprie giocatrici, da come intuisco, perché stanno un po' parlando troppo. Qui rimessa comunque dal fondo per Vicenza, i blocchi e la ricezione subito sotto canestro per Tibè che non trova la conclusione, si lotta a rimbalzo, Peserico con questa palla lancia subito Pini che dà il consegnato ad Amabilia, torna da Pini che va da Peserico, la palla in angolo per un altro tiro da 3 punti, questa volta sbagliato da San Martino, bravissima Giordana a rimbalzo che non riesce però a realizzare i 2 punti. Allora Vicenza è già dall'altra parte con Martinez che trova il taglio di Mioni che va sul lato opposto per il tiro da 3 punti realizzato da Tagliapietra. 32 San Martino, 20 Vicenza, 3:47 per terminare il secondo quarto di gioco. Palla in ala per Giordano, torna in punta per Ferraro che va sul lato di Amabilia, fuori la palla ancora per Ferraro, per Amabilia che deve forzare allo scadere di 24, la palla non tocca neanche il ferro, scadono i 24 secondi, altro possesso per Vicenza per riavvicinarsi nella partita. La sostituzione per coach Tomei, rimette in campo Antonello, rientrante proprio oggi da un infortunio che le aveva fatto saltare le ultime 3 partite disputate dalla 2. Qui Martinez col palleggio vivo, torna in punta la palla per Tibè sul lato opposto per Tagliapietra, ancora dentro la palla per Tibè che va lungo la linea di fondo, si prende la stoppata di Pini, il possesso però resta ancora in attacco per Vicenza, il reverse tentato da Martinez, sbagliata ancora l'appoggio, si è già dall'altra parte con la transizione offensiva da parte di San Martino, la palla per Pini che va in angolo per Giordano che non ci pensa 2 volte, prende il catch and shoot da 3 punti, sfortunata questa volta la palla che entra ed esce. Vicenza è già dall'altra parte però con la palla dentro per Tibè che ribalta al lato per il tiro da 3 punti, sbagliato anche questo, si lotta a rimbalzo, controlla Giordano che subisce anche fallo commesso mi sembra da Tibè, se non ho visto male, no scusate, da Tagliapietra. Primo fallo personale per lei, terzo di squadra in questo quarto per Vicenza. Sempre 32-20, 2 minuti e mezzo ancora da giocare nel secondo quarto di gioco. Palla per Peserico che non ci pensa 2 volte, prende il tiro cortissimo, però questa volta da parte della giocatrice delle Lupe. Possesso per Vicenza e sostituzione
per coach Sinigaglia, che sostituisce Tagliapietra e rimette in campo Lazzaro col numero 8. Vicenza col palleggio vivo nelle mani di Monaco. Poi la pressione difensiva da parte di Peserigo, eccessiva secondo gli arbitri, commette fallo la giocatrice delle Lupe, il secondo personale per lei. Ancora possesso per Vicenza, la palla che arriva alle mani di Martinez, anticipata da Giordano, che si invola in contropiede ad appoggiare altri 2 punti di tabellone, riportando a più 14 il Fanola sul 34-20. Troppo prevedibile questa volta, prima il passaggio sulla rimessa da parte di Vicenza e il recupero facile da parte di Giordano, e qui altra palla persa per Vicenza che butta via un altro pallone. C'è un altro possesso per le Lupe che rimettono in campo col numero 2 Fontana. La palla in ala per Antonello, si sposta in guardia, ritorna la palla a Fontana che prende il tiro da 3 punti, cortissimo anche questo, rimbalzo controllato da San Martino, da Vicenza che è già dall'altra parte con Martinez che ha un controllo difficile, dentro la palla ancora per Mioni che realizza i 2 punti da sotto canestro. E c'è un altro time out sul terreno di gioco, questa volta chiamato da coach Tomei per un altro brutto rientro difensivo da parte delle Lupe. 34 Fanola, 22 Vicenza, 1:38 per terminare il secondo quarto di gioco. Ultimo minuto e 38 di secondo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari. 34 Fanola, 22 Vicenza, e possesso per le Lupe dopo questo time out chiamato da coach Tomei, il secondo che chiama in questa partita per un rientro difensivo non ottimale della propria formazione. Qui Fontana per Antonello, la palla sotto per Giordano che cerca lo scarico fuori, trova però prima dello scarico il fallo commesso da parte di Mioni. È il primo fallo personale per lei e il quarto di squadra per Vicenza. La palla fuori per Pini, torna in punta, ribaltamento sul lato opposto, dentro impostato per Pini che in automatico cerca di andare dentro, trova solo una giocatrice di Vicenza, sono già dall'altra parte in transizione le giocatrici ospiti che commettono anche infrazione di doppio palleggio. Contibè, altra palla persa sulla possibilità di andare a canestro facilmente le giocatrici di Vicenza. La palla per Amabilia nell'attacco di San Martino che va in lunetta, anzi no, le viene recuperata palla da parte di Vicenza che si invola in contropiede con Lazzari ad appoggiare di mano destra 2 punti, riportando a meno 10 Vicenza sul 34-24. 50 secondi ancora da giocare nel secondo quarto di gioco. Palla per Amabilia che ribalta al lato per Antonello che torna fuori, altro recupero però di Vicenza sul passaggio prevedibile di Antonello. Ancora Monaco andare a cozzare contro la difesa, c'è il recupero di San Martino. Pini che ha perso un giro in difesa sotto canestro a sbagliare l'appoggio di tabellone. E poi a commettere fallo Pini, e però non c'è ancora bonus per San Martino, quindi sarà solo rimessa laterale per Vicenza.
È il primo fallo, è il secondo fallo personale anche per Matilde Pini. Possesso intanto nelle mani di Monaco, di Lazzari che va in post medio da Martinez che vuole andare dentro, da Mioni che va sullo scarico, però prima c'è il fallo commesso da parte di Amabilia. Manderà in lunetta con 2 tiri liberi Milena Mioni per bonus raggiunto comunque da parte delle Lupe. Poi resteranno 13 secondi e 6 da giocare per la formazione di casa. Primo tiro libero sbagliato dalla giocatrice di Vicenza, secondo tiro libero per lei. A bersaglio 1 su 2 in lunetta, -9, si riportano sotto la doppia cifra di svantaggio la formazione vicentina. 6 secondi da giocare, palla per Antonello che ribalta al lato per Fontana che però non riesce a tirare, commette infrazione di passi lasciando 1 secondo e 1 da giocare a Vicenza. Buona uscita e chiusura difensiva qui sul close out da parte di Vicenza che costringe all'infrazione di passi la giocatrice. Tanto qui il recupero di Antonello che allo scadere del quarto sbaglia però il tiro anticipando il movimento. Si concludono così i primi 2 quarti di gioco qui a San Martino di Lupari. Fanola San Martino di Lupari 34, Velconfin Interlocks Vicenza 25. Noi ci rivediamo dopo l'intervallo lungo.
E torniamo in collegamento da San Martino di Luperi per il recupero della prima giornata di ritorno della Serie A2 femminile. San Martino di Luperi 34, Vicenza 25. Dopo i primi 2 quarti di gioco, San Martino con 9 lunghezze di vantaggio sulla formazione di Vicenza, che finora non ha dimostrato tutto quello che ha fatto vedere finora in questo campionato. Lei quarta in classifica, Vicenza ultima, e anche se vincesse questa partita San Martino di Luperi resterebbe comunque ultima in classifica. Partita che ha più senso infatti per Vicenza per agguantare il quarto posto in classifica, ma Vicenza che sta tirando con pessime percentuali dal campo, 9 su 35 complessivo, con un 5 su 28 da 3 punti, un 18% da 2 punti, pessimo, però un ottimo 57% da 3 punti, un 4 su 7, e tanti rimbalzi in attacco e seconde occasioni, con addirittura 9 rimbalzi offensivi finora per la formazione ospite. San Martino invece che sta decisamente tirando meglio dal campo, 11 su 22 da 2 punti per un 50% tondo e un 3 su 7 da 2 punti, un 43% da 2 per un complessivo di un 48,3% dal campo, con miglior marcatrice dell'incontro proprio Giordano, colei che ha la palla in mano in questo momento. Qui la difesa, il primo possesso è appunto per le Lupe, con la palla che arriva in angolo da Giordano, che calpesta la linea di fondo, anzi no, riesce a buttare la palla addosso a un'avversaria. Il possesso resta ancora in attacco per le Lupe per iniziare questo terzo quarto di gioco, e come dicevo miglior marcatrice dell'incontro proprio Giordano, con 13 punti a referto finora in metà partita. Ottima prestazione per lei. Qui il recupero sulla pessima rimessa di San Martino per Vicenza, che sicuramente in questo intervallo lungo avrà sistemato qualcosa col proprio allenatore in spogliatoio. Qui la palla arriva in angolo per la penetrazione, il tiro da 2 punti sbagliato ancora da Vicenza, ma altro rimbalzo offensivo, diventano 10 con questo per Vicenza. Poi si butta dentro Lazzaro a subire il fallo commesso da parte di, mi sembra, Amabilia, se non ho visto male. Sì, infatti è il terzo fallo personale per lei. Come dicevo, Vicenza che sicuramente in questi secondi 2 quarti di gioco vorrà recuperare il disavanzo su San Martino di Luperi e riportarsi sotto nel punteggio. Intanto fa 2 su 2 in lunetta Lazzaro, riportando a meno 7 Vicenza sul 34-27, e come c'è la pessima rimessa in attacco, qui viene sostituita intanto col numero 21 Tibè per un piccolo infortunio. Si è fatta sparare il ghiaccio sulla caviglia, e anche adesso che è in panchina un po' di ghiaccio sulla caviglia, probabilmente una piccola distorsione per la lunga di Vicenza, che si riporta subito sul cubo dei cambi. Qui l'attacco di San Martino nelle mani di Beraldo, che torna fuori con la palla che arriva in angolo per il tiro da 3 punti di Amabilia per il nuovo più 10 delle Lupe su 37-27. La difesa a uomo di San Martino con i cambi difensivi continuativi. La palla arriva in ala per Monaco, che va in lunetta, si ribalta al lato, arriva nelle mani di Lazzaro, che va in 1 contro 1 a subire la stoppata di Pini, poi cerca di salvare la palla, però la butta direttamente oltre la linea laterale. Altro nuovo possesso per le Lupe, e Vicenza che rimette in campo appunto Tibè subito dopo essersi fatto un attimo medicare la caviglia con un po' di ghiaccio. Qui Giordano col palleggio vivo, la palla in punta per Pini, che finta il tiro, va sul lato di Amabilia, che non ci pensa 2 volte, prende un altro tiro da 3 punti e realizza un'altra tripla, 2 triple consecutive per il capitano di San Martino di Luperi, che ridanno il nuovo più 13 alle Lupe. Qui la palla in lunetta per Tibè, ribaltamento per il tiro da 2 punti di Martinez a bersaglio. 40-29 il punteggio, partita che si alza sia di intensità che di ritmo per iniziare questo terzo quarto di gioco. Pini col palleggio vivo, va sul lato di Giordano, arriva il blocco di Pini, Giordano andare in 1 contro 1, lo scarico ancora per Amabilia,
che tenta la terza tripla, se la sentiva dopo le 2 realizzate, sbaglia questa volta la conclusione fino in fondo. Intanto dall'altra parte Lazzari a subire il fallo, altri 2 tiri liberi per la giocatrice di Vicenza. Primo libero a bersaglio per Lazzari, nuovo meno 10 Vicenza, 40-30 il punteggio, 2 su 2 anche questo giro in lunetta per Lazzari, che riporta sotto la doppia cifra di svantaggio Vicenza sul 31-40, ma mi sembra che manchino 3 punti sul tabellone. Credo che San Martino fosse a 43, ma forse mi sbaglio. Qui intanto il tiro sbagliato da parte di Amabilia, l'ultimo tocco prima che la palla fuoriesca dalla linea di fondo è da parte di una giocatrice delle Lupe. Nuovo possesso per Vicenza. Lazzari col palleggio vivo a portarsi sul lato sinistro del campo, va in punta, la palla sul lato opposto lungo il fondo per Martinez, che va fino in fondo, sbaglia però l'appoggio, rimbalza ancora in attacco per Vicenza con Gobbo che subisce fallo. Non ho visto. E poi fallo tecnico fischiato dagli arbitri contro Martinez. Non ho visto la protesta. Che cos'è successo? Sulle play qui sul monitor di fianco il fallo subito, poi Martinez che si lamenta con gli arbitri, si manda a quel paese l'arbitro e effettivamente il fallo tecnico ci sta tutto. Intanto il tiro libero sbagliato da Giordano, lascia 40 San Martino, però c'è il possesso ancora in attacco per Vicenza dopo il tecnico. Infatti la palla resta alla squadra che ha subito fallo. Qui per mantenere la palla a Vicenza che stava uscendo oltre la linea, Lazzari la butta su una gamba di una giocatrice di San Martino, il possesso resta in attacco per Vicenza. Discutono i 2 arbitri probabilmente per mettere a posto qualcosa sui 24 secondi. Vedo che sono 12, non so se li vogliono riportare a 24. Vedo l'arbitro Bortolotto che va a colloquio con il tavolo. Comunque Vicenza che si ritrova di nuovo sul meno 9, sono già trascorsi 3 minuti nel terzo quarto di gioco. Formazione di casa che comunque Lupe che stanno tenendo botta in questo terzo quarto di gioco, comunque sempre quel margine guadagnato nel primo quarto sta restando lì sul più 8, più 9, più 10, sempre quel minimo vantaggio che hanno avuto le Lupe. Lo stanno mettendo qui l'1 contro 1 da parte di Tibè, che prende il tiro buttandosi indietro, ancora a rimbalzo Gobbo a fare la voce grossa, fuori la palla per Lazzari che va in 1 contro 1, sbaglia la conclusione, l'ultimo tocco proprio da parte sua, il possesso è per le Lupe. Però Vicenza che sta attaccando con un'altra foga, adesso sono già 12 rimbalzi offensivi per Vicenza, questo a lungo andare potrebbe costare nella partita per San Martino. La palla per Beraldo che va in punta da Ferraro appena rientrato in campo, che va sul lato di Giordano che torna fuori da Beraldo che va a prendere il tiro in corsa, prova la di tabella, sbaglia la conclusione, rimbalzo controllato da Vicenza che è già dall'altra parte con la palla per Gobbo che va da Lazzari sul lato di Tagliapietra, la palla dentro per Tibè che va in 1 contro 1, lo scarico sul lato opposto, l'extra pass per il tiro da 3 punti sbagliato da Vicenza, rimbalzo lungo controllato da Giordano che dà subito nelle mani di Beraldo che torna da Giordano e lei supera la metà campo, va
Fontana col palleggio vivo, trova in mezzo all'area Ferraro che prende un tiro su una gamba sola e realizza un altro canestro del coefficiente di difficoltà molto elevato. 42 Fanola, 31 Vicenza, 4,50 da giocare nel terzo quarto di gioco, nuovo più 11 per le Lupe. 1 contro 1 da parte di Gobbo che subisce il fallo commesso da Ferraro. È già il terzo fallo di squadra, il quarto di squadra per il San Martino di Lupari. Già bonus raggiunto e ogni fallo adesso subito dalle giocatrici di Vicenza saranno 2 tiri liberi. Qui Lazzari a cozzare contro la difesa ottima di Beraldo e a perdere palla e time out chiamato da Vicenza, da coach Sinigaglia. 42 Fanola, 31 Vicenza, 5:25 per terminare il terzo quarto di gioco. Si ritorna a giocare a San Martino di Lupari per questi ultimi 5 minuti e 24 di terzo quarto di gioco. Fanola 42, 31 Vicenza, possesso però nelle mani delle Lupe e fallo subito da parte di Beraldo commesso da Lazzari. È il secondo fallo personale per Lazzari, il secondo di squadra per Vicenza in questo terzo quarto di gioco. Fontana per Ferraro che perde palla, lancia in contropiede, taglia pietra che cerca l'appoggio, che arriva Beraldo che quasi riesce a stoppare, commette però fallo. È il terzo fallo personale per Francesca Beraldo che manda in lunetta con 2 tiri liberi. Francesca taglia pietra. Primo tiro libero a bersaglio per lei. Secondo tiro libero. Corto sul primo ferro, si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco è di Vicenza, rimessa e possesso per le Lupe che restano più 10 sul 42-32. Ormai metà del secondo quarto è andato. Fontana col palleggio vivo in punta a portarsi sul lato di Giordano che riceve palla, torna la palla Fontana che ridà ancora a Giordano, arriva il blocco di Peserico, Giordano a prendere il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta e a realizzare altri 2 punti, nuovo più 12 per le Lupe. Monaco col palleggio vivo, la palla in ala, si vuole andare dentro da Tibè, però è difesa bene dalle Lupe. Si torna fuori allora con la palla dentro ancora per Gobbo che non riesce a tirare prima dello scadere di 24. Buona difesa da parte di Fontana che non concede il tiro facile alla giocatrice di Vicenza. Scadono i 24 secondi, c'è un nuovo possesso per le Lupe per riallungare ancora un po' nella partita, però possesso offensivo pessimo da parte di Vicenza che non aveva le idee chiare su cosa fare. Qui Giordano col palleggio vivo ad andare in 1 contro 1, a tornare fuori da Peserico che pesca il taglio in backdoor di Fontana che riscarica fuori per Giordano che però sbraccia col braccio esterno e commette fallo. Anzi no, credevo avesse fischiato fallo in attacco l'arbitro, sembrava abbastanza chiara la spinta di Giordano. È buona la posizione difensiva da parte di Tagliapietra. Qui c'è anche un tecnico fischiato probabilmente alla panchina.
Sì, fallo tecnico a coach Sinigaglia, che si lamentava del contatto e forse aveva anche ragione in questa situazione, perché mi sembrava buona la posizione difensiva di Tagliapietra e che avesse più sbracciato Giordano in attacco partendo che lei in difesa. Qui il tiro libero per Ferraro, tiro che realizza il tiro libero del tecnico, porta 45 il Fanola e possesso che resta in attacco per le Lupe. 45-32 il punteggio, più 13 per la formazione di casa. Alla rimessa Giordano ci si muove sui blocchi, riceve poi in punta Antonello che va da Peserico, che gli dà il consegnato ad Antonello. Antonello mette la palla a terra, prende il palleggio al resto e tiro e realizza dalla lunetta altri 2 punti, dando il massimo vantaggio della partita al Fanola sul 47-32. Tagliapietra a superare la metà campo subito da Lazzari che si butta dentro, chiusa dalla difesa, cerca il taglio di Monaco, le sporca la palla e poi recupera da parte delle Lupe che si involano in transizione con Giordano che ritrova Peserico che appoggia di tabellone, altri 2 punti, portando a 49 il Fanola, 32 Vicenza, 3 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto di gioco, vantaggio sul più 17 per le Lupe. Qui il passo e tiro da parte di Monaco sbagliato, si lotta a rimbalzo, controlla la palla Monaco e poi c'è il fallo commesso da parte di Fontana. Che manda in lunetta con 2 tiri liberi il capitano ospite Federica Monaco. Tanto cambio sul terreno di gioco, esce Gobbo e rientra in campo col numero 24 Martinez. 2 tiri liberi appunto come dicevo prima per il capitano ospite. Che realizza il primo dei 2 a disposizione. A bersagli anche il secondo. 49-33 il punteggio e subito quasi recuperata sulla rimessa da parte di Vicenza. La palla si inervica sulla struttura, tocca la struttura e poi altro fallo tecnico fischiato a Vicenza per un'altra protesta questa volta. Questa volta fischiato numero 8 a Maria Flora Lazzaro, probabilmente per una protesta che non ho capito di che tipo fosse perché era anche lontana dal gioco, però fatto sta che altri, c'è un altro libero, ancora Ferraro in lunetta per il libero realizzato. Altro punto per il Fanola che si porta a 50-34 Vicenza e la palla sempre dal fondo per San Martino di Lubari. Ricordo dopo un fallo tecnico la palla resta alla formazione che aveva comunque il possesso, quindi se fosse stato di Vicenza ci sarebbe stato il tiro libero per San Martino, ma poi la palla sarebbe rimasta a Vicenza. In questo caso, siccome il fallo tecnico era su una rimessa di San Martino di Lubari, resta a San Martino di Lubari che adesso con Giordano attacca, che va da Ferraro che trova il backdoor di Fontana che realizza il tiro in avvicinamento, porta al massimo vantaggio della partita sul più 18 il Fanola. 52-34 il punteggio, palla in ala per il tiro da 3 punti di Tagliapietra che porta a 37 Vicenza, 52 Fanola. E qua palla persa per le Lupe, l'ultimo tocco da parte di Giordano e rimessa per Vicenza. Le sostituzioni sul terreno di gioco, rientra in campo col numero 5 Beraldo, esce Peserico col numero 6, Monaco col palleggio vivo, la palla per Tagliapietra, ancora per Monaco che va da Gobbo, che torna da Tagliapietra, che non ci prende che non ci pensa 2 volte, prende il tiro da 3 punti, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di una giocatrice delle Lupe, il possesso resta in attacco per Vicenza che su questi extra possessi offensivi sta
cercando di tenersi in partita, anche se siamo sul meno 15. Qui la palla dopo la rimessa per Monaco, il blocco e poi la ricezione di Gobbo che va nell'angolo per l'1 contro 1 di Tagliapietra, che scarica per il tiro da 2 punti di Martinez sbagliato, lotta rimbalzo, poi il fallo commesso da Martinez ai danni di Beraldo. 2 tiri liberi per bonus raggiunto anche per Francesca Beraldo. C'è il terzo fallo di Martinez. Intanto sostituzione per Coach Tomei, che rimette in campo Toffolo col numero 10, sostituisce Fontana col numero 2, ma appunto 2 tiri liberi per San Martino, con Francesca Beraldo che sbaglia il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero per lei. A bersaglio il secondo, 53 Fanola, 37 Vicenza, 2 minuti da giocare nel terzo quarto di gioco. Palla in punta nell'attacco di Vicenza, si muove perimetralmente, arriva adesso dentro per Tibe che sbaglia il tiro da 2 punti. E poi il fallo subito dalla lunga su rimbalzo offensivo, il fallo subito dalla lunga di Vicenza è commesso da parte di di Elena Giordano. Sara Toffolo gioca con la 1 del San Martino. Mi sembra il fallo fosse stato fischiato a Francesca. Toffolo invece fischiato a Elena Giordano. È il secondo fallo personale per lei. Intanto primo libero a bersaglio per Tibè, che sbaglia il secondo dei 2 tiri liberi. Si lotta, rimbalza ancora Vicenza, più veloce di tutte a prendere un altro rimbalzo offensivo con Tagliapietra, giocare l'1 contro 1, perde la maniglia Tagliapietra, recupero di Antonello che è già dall'altra parte con lo Eurostep ad appoggiare di tabellone, sbaglia il tiro, si controlla il rimbalzo, fuori la palla per il tiro da 3 punti di Ferraro, forzato in questa situazione, sbaglia la conclusione ed è già dall'altra parte Vicenza con Monaco che trova sotto canestro Tagliapietra che prende un tiro orribile, però un'altra volta Vicenza si recupera a rimbalzo, va da Gobbo che trova Tibè che parte in 1 contro 1, batte Toffolo e realizza i punti numero 39-40 di Vicenza, 53-40 il punteggio, più 13 per le Lupe, 1 minuto da giocare che scocca in questo momento, l'1 contro 1 di Beraldo che perde palla, recupero da parte di Vicenza con Martinez che si porta in guardia, aspetta le compagne, però si ferma un attimo Tibè per un colpo subito all'occhio, va in 1 contro 1, comunque Tagliapietra a subire fallo. C'è un cambio sul terreno di gioco, esce Tibè tenendosi l'occhio, probabilmente un colpo, un contatto sull'ultima penetrazione di Beraldo. Viene sostituita da coach Sinigaglia, appunto. Tanto anche dall'altra parte coach Tomei rimette in campo Pini e sostituisce Ferraro. 2 tiri liberi comunque per Francesca Tagliapietra. Poi ci saranno 43 secondi e 7 da giocare per terminare il terzo quarto di gioco e Vicenza che si sta riportando sotto nel punteggio dopo essere stata sotto anche meno 18, adesso con 1 su 2 in lunetta si riporta sul meno 12, 53-41 il punteggio. Giordano con la palla per Antonelli, consegnati per Beraldo che va in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare di mano sinistra altri 2 punti, 55-41, 30 secondi da giocare per terminare il terzo quarto di gioco. Palla nelle mani di Tagliapietra che va da Monaco, ancora per Tagliapietra, le 2 si scambiano ancora il pallone, va dentro fino in fondo Monaco, però più veloce di tutti è Gobbo a rimbalzo che sbaglia però la conclusione, rimbalzo controllato da Giordano che si invola in contropiede, lo scarico per Antonello che parte lungo la linea in fondo, fuori per Beraldo che pensa al tiro, poi penetra, scarica ancora per un altro tiro di Antonello, sbagliato questa volta, 1 secondo da giocare però nell'attacco di Vicenza che non riesce neanche a tirare. Termina così allora il terzo quarto di gioco a San Martino di Lupari. Fanno la San Martino di Lupari 55, Vicenza 41.
Ultimo quarto di gioco a San Martino di Luperi per recupero della prima giornata di ritorno di Serie A2 femminile. Fanola San Martino di Luperi 52, Vicenza 41 e San Martino su più 14 per iniziare questo quarto di gioco, e però con Vicenza che parte col possesso per iniziare l'ultimo quarto di gioco, in cui dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per recuperare questi 14 punti di svantaggio se vuole rimettere sui binari giusti la partita e non uscire da San Martino con una sconfitta che consolerebbe un po' l'animo di San Martino per concludere questo campionato, che comunque è Vicenza che si sta tenendo viva principalmente con i rimbalzi offensivi, già 18 in 3 quarti di gioco, che hanno concesso tantissime seconde occasioni alla formazione ospite, che comunque sta tirando con un pessimo 17% da 2 punti, che non la sta mai mettendo dentro in questa partita. Qui Antonello che prende il palleggio, arresto e tiro e realizza altri 2 punti, fatto molto bene, finta di partenza sul lato sinistro, poi parte incrociando sul lato destro, prende questo palleggio all'est e tiro che dà il nuovo più 16 al Fanola. Tagliapietra col palleggio vivo in 1 contro 1 a subire fallo commesso da Fontana. 2 tiri liberi per Francesca Tagliapietra, che aveva già chiuso probabilmente il palleggio se le vengono dati 2 tiri liberi. Non sono sicurissimo di questa scelta, però il primo arbitro della partita, Vicentini, era sicuramente posizionato meglio di me, ha visto bene l'azione, manda in lunetta appunto la giocatrice di Vicenza con i 2 tiri liberi. Il primo dei 2 è a bersaglio, il secondo è corto sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Toffolo che va subito da Fontana che ha un controllo difficile, è il suo l'ultimo tocco prima che la palla esca laterale. Altro possesso per Vicenza. Monaco a superare la metà campo. Sul lato sinistro la palla in punta, poi si va sul lato destro, arriva il blocco, l'1 contro 1 di Tagliapietra che va a provare questo tiro in corsa molto difficile, ben fatto dalla giocatrice di Vicenza, che riporta a meno 13, 57-44 il punteggio, ma la partita è ancora lunghissima, 8 minuti e 40 da giocare. Peserico col palleggio vivo, andare in 1 contro 1 a trovare il taglio in backdoor, ma calpesta la linea di fondo sulla ricezione Fontana che perde così palla. Altro possesso per riavvicinarsi ulteriormente per Vicenza, che rimette in campo Tibè, sostituisce il numero 10 Mioni. Meno 13 appunto per Vicenza, 57-44 il punteggio. Monaco col palleggio vivo, il solito attacco con la palla che si muove, va dal lato sinistro, va sul lato destro, arriva il blocco, poi la palla torna nelle mani di Tagliamento che taglia tutto il campo con un passaggio per il tiro da 3 punti sbagliato da parte di Vicenza, però ancora la lotta a rimbalzo favorisce le ospiti che hanno un altro possesso, e questi sono veramente possessi che possono condizionare la partita. Qui Tagliapietra prende palleggio, arresto e tiro, ma ancora una volta a rimbalzo Gobbo a realizzare altri 2 punti, riportando sul meno 11 la propria formazione. Fontana col palleggio vivo, fuori per Pini, la palla arriva sul lato di Peserico, pressata la difesa di Monaco che commette fallo. Possesso in attacco ancora per le Lupe, che sostituiscono Fontana e rimettono in campo Giordano col numero 11. È proprio lei a incaricarsi della difesa, della rimessa per San Martino. Subito dentro la palla per Pini che va, fa un palleggio, poi chiude prematuramente il palleggio, torna però da Giordano che le dà una mano, ma in 1 contro 1 Giordano che prende il tiro nonostante il contatto, poi Pini bravissima a rimbalzo a segnare, subire il fallo e andare in lunetta con libero supplementare. Fallo commesso da parte del numero 21 ospite TB. Tiro libero, come dicevo, supplementare per Matilde Pini,
va corta sul primo ferro, non chiude il gioco da 3 punti la lunga di San Martino, porta di nuovo più 13 però le Lupe sul 59-46. Palla per Monaco nell'attacco di Vicenza, dentro per Gobbo che pesca il taglio di Martinez che sbaglia la conclusione, poi l'ultimo tocco è da parte di Gobbo. Altro possesso per le Lupe e time out sul terreno di gioco. 59 Fanola, 46 Vicenza, 7-18 per terminare la partita. I 7-18 di partita. San Martino 59, Vicenza 46, 13 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa e possesso proprio in mano alle Lupe dopo il time out chiamato da coach Sinigaglia, che probabilmente vorrà alzare la sua difesa a tutto campo. Così è, infatti c'è questa difesa che pressa a tutto campo e che fa subito recuperare un pallone a Vicenza, che va fuori con la palla per Tagliapietra, scusate, che realizza la tripla e costringe subito al time out Tomei, che non ha visto un ottimo attacco contro la press di Vicenza. Restiamo però collegati, abbiamo visto subito coach Sinigaglia mettere giù questa zona press adattata per costringere a qualche palla persa di San Martino, e San Martino che non è riuscita subito in questo primo possesso contro questa difesa a recuperare, a superare la metà campo. C'è stato subito questo recupero e che ha propiziato 3 punti concretizzati con il canestro di Tagliapietra, che porta il suo bottino personale a quota 17, miglior realizzatrice di Vicenza e dell'incontro finora. Dall'altra parte la migliore è stata Giordano a livello realizzativo con 15 punti, 13 solo nei primi 2 quarti di gioco. Qui rientrano in campo le due formazioni con la rimessa dal fondo a favore delle Lupe e ancora questa zona press 2-1-2 impostata da coach Sinigaglia. Subito battuta la zona, però questa volta facilmente da San Martino di Lupari. La palla arriva nelle mani di Pini, poi rimessa, resta ancora in attacco per le Lupe con la palla sporcata da parte di Vicenza, rimessa dal fondo per Peserico, la palla fuori per Pini che torna in punta da Giordano. Giordano che non sa bene cosa fare, adesso trova Antonello che dovrà forzare perché stanno per scadere i 24. Antonello col penetra e scarica, la palla torna fuori per Giordano che deve tirare allo scadere di 24, trova un canestro che dà ossigeno a San Martino di Lupari. 61-49, 6 minuti e mezzo da giocare ancora e possesso per Vicenza con Monaco che va dentro da Gobbo e trova in lunetta Tibè che prende subito il tiro, lo sbaglia. Antonello a rimbalzo e subito a lanciare la transizione offensiva di San Martino con la palla per Giordano, che però commette un fallo in attacco spingendo col braccio esterno. Questa volta gli arbitri non la graziano come era successo prima e c'è anche tecnico per il coach Tomei questa volta, che si era lamentato del fischio arbitrale. Manda in lunetta Tagliapietra
finora, come ho detto, lei miglior realizzatrice di Vicenza con 17 punti. Sbaglia però la conclusione. Intanto sostituzione per coach Tomei, esce Antonello e rientra in campo il capitano Claudio Amabilia. Il possesso però dopo la rimessa è ancora in attacco per Vicenza, sempre 61-49 il punteggio, partita sicuramente ancora tutta da giocare, con San Martino però su questo più 12, tagliamento in 1 contro 1 ad andare a appoggiare di mano sinistra, altri 2 punti, 61-51 il punteggio. Peserico che va subito da Giordano in 1 contro 1, lo scarico per Pini che torna fuori da Giordano che prova ad andare in 1 contro 1, lo scarico fuori per Pini che ha un controllo difficile, va dentro da Peserico che si gira bene sul perno, prova il tiro senza tabella, sbaglia la conclusione, già dall'altra parte Vicenza con lo scarico per Monaco per il tiro da 2 punti sbagliato, si lotta a rimbalzo, controlla Tibè che da terra riesce a dare una compagna, fuori ancora per Tagliapietra che va da Lazzari che sbaglia la conclusione, questa volta Toffolo a rimbalzo riesce a conquistare palla per San Martino di Lubari, sempre 61-51, solo 10 lunghezze di vantaggio per San Martino, la palla fuori per Pini che va sul lato di Giordano che prende il tiro da 3 punti, corto sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, bravissima Toffolo col tocco e poi il fallo subito da parte di Peserico, commesso da Monaco, capitano ospite. È il secondo fallo personale per lei. Tanto altra sostituzione sul terreno di gioco, esce Toffolo e rientra in campo col numero 5 Beraldo. Rimessa in attacco comunque per le Lupe con nuovi 14 secondi da giocare. Peserico alla rimessa, dentro subito la palla per Pini che si gira sul perno, non vede il taglio della compagna, preferisce andare nell'angolo per il tiro sbagliato da Beraldo, già dall'altra parte Lazzari viene chiusa dalla difesa di San Martino di Lupa, ritorna sui suoi passi Lazzari che poi si ferma, si arresta, trova il taglio di Tibè che sbaglia in avvicinamento, la conclusione, rimbalzo di Peserico che va subito dall'altra parte per la transizione di San Martino, palla in angolo per Beraldo, torna fuori in punta da Amabilia che va in lunetta da Peserico parte in 1 contro 1 a trovare l'appoggio di mano sinistra, a segnare, subire il fallo e andare in lunetta con libero supplementare, fallo commesso da parte del 21 ospite o 11, non ho visto bene l'interpretazione arbitrale, fallo da parte di Gobbo, 11 è il secondo fallo personale, viene anche sostituito da coach Sinigaglia, rientra in campo col numero 24 Martinez. Peserico intanto in lunetta col libero supplementare per chiudere il gioco da 3 punti, realizza il libero che riporta a più 13 il Fanola sul 64-51, 4 minuti e 26 da giocare, palla in lunetta per Tibè che si gira sui perni, sbaglia completamente la difesa, si trova sotto canestro Tibè a realizzare altri 2 punti, troppo facile questa volta, è troppo molle la difesa di San Martino sulla lunga di Vicenza. Il Pini col palleggio vivo, finta di consegnata, la palla arriva in ala per Giordano che cerca dentro Peserico, anticipata dalla difesa di Vicenza che si invola dall'altra parte con Monaco a cercare l'appoggio di tabellone, sbaglia la conclusione, rimbalzo per le Lupe che sono già dall'altra parte con Giordano fino in fondo, il tentativo di tiro ma il fallo subito e commesso da parte di Lazzari e subito da Elena Giordano che andrà in lunetta con 2 liberi. Sbaglia il primo dei 2 a disposizione Elena Giordano, secondo tiro libero per lei. A bersaglio il secondo, nuovo più 12, Fanola 65-53 il punteggio e altra sostituzione sul terreno di gioco, esce Giordano e rientra in campo Fontana.
Però solo 3 minuti e 41 ancora da giocare e 12 punti di svantaggio per la formazione di Vicenza. Tibè col palleggio per Martinez, fuori la palla ancora per Monaco che scarica per un tiro da 3 punti di Lazzari, a bersaglio la tripla che riporta a meno 9 Vicenza sul 65-56. Subito la pressione a tutto campo, superata facilmente questa volta da parte di Beraldo e compagni. La palla per Peserico che va in angolo da Fontana, torna fuori a Peserico che va in 1 contro 1 a cercare l'appoggio di Tabellone, a subire fallo. Brava qui Alice Peserico a battere l'avversario sul primo passo e a trovarsi il fallo che la manderà in lunetta con altri 2 tiri liberi. Fallo commesso dal numero 8 ospite, è il quinto fallo personale per Maria Flora Lazzaro. Che però non vedo uscire dal campo, anche se il fallo mi sembrava fischiato fosse di Martinez, non sono sicuro, però gli arbitri infatti sono a colloquio, sembrava che il fallo fosse di Martinez, forse è stata sbagliata l'indicazione arbitrale. Vediamo gli arbitri cosa decidono di fare. Ah no, infatti rettificano il fallo non è di Lazzari, il fallo mi sembrava appunto di Martinez. 2 tiri liberi comunque per Alice Peserico che sbaglia però il primo dei 2 a disposizione, secondo libero per lei. Lunga che secondo sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Vicenza, Lazzari che supera subito velocemente a metà campo, c'è poco tempo infatti ancora da giocare e deve affrettare le proprie situazioni. Qui bravissima Peserico a recuperare palla, a lanciare il contropiede di San Martino, che però sbaglia tutto con Fontana, la palla carambola però nelle mani di Amabilia che mantiene il possesso vivo. Ancora Peserico però col palleggio vivo fino in fondo a scaricare per Beraldo, col passo e tiro trova sotto Peserico, ancora per Beraldo che però commette infrazione dei passi, subisce fallo, mi sembrava un'infrazione dei passi sulla partenza, ma gli arbitri prima fischiano fallo commesso da parte del numero 24 mi sembra, ancora Martinez, anzi 6, o il 24 o il 6, infatti Monaco col terzo fallo personale. Intanto rientra in campo col numero 14 Ferraro ed esce col numero 6 Peserico. 2 tiri liberi per Beraldo, primo dei 2 a bersaglio, secondo tiro libero per lei, a bersaglio anche il secondo, ridà il più 11 al Fanola, 67-56, 2 minuti e mezzo da giocare, Tagliapietra col palleggio vivo, fuori la palla per il tiro da 3 punti di Monaco, lungo sul secondo ferro, controlla il rimbalzo Beraldo, adesso San Martino non ha fretta di andare in attacco, probabilmente cercherà di giocare tutti i 24 secondi per provare qua però perde palla malamente San Martino e recupero da parte di Vicenza che si invola in contropiede con Monaco a realizzare altri 2 punti e Tomei si arrabbia molto con le proprie giocatrici e chiama time out quando mancano 2:06 per terminare la partita. Fanola 67, Vicenza 58.
Ultimi 2:06 per terminare la partita. Fanola 67, Vicenza 58 e possesso nelle mani di San Martino dopo il time out chiamato da coach Tomei che probabilmente ha visto una palla persa di quelle che non voleva, anche perché San Martino dovrebbe un po' giocare col cronometro per questi ultimi 2 minuti di partita, e infatti così è. Adesso la palla è nelle mani di Pini, che va dal capitano, che si porta in punta, trova il taglio di Fontana, che trova sotto canestro Ferraro, che realizza un canestro importantissimo, porta a 69 Fanola, 58 Vicenza. Ultimo minuto e mezzo di gioco, si fa difficilissima da recuperare la partita per Vicenza. Qui ribaltamento di lato per Martinez, fuori la palla per Lazzari, che però realizza la tripla, riporta -8 Vicenza sul 69-61. Palla per Pini, di nuovo fuori per Amabilia, che va di nuovo da Pini, che riscambia con Amabilia, si scambiano le due pallone. Adesso arriva nelle mani di Beraldo che andrà in 1 contro 1. Mancano 5 secondi da giocare in questa azione, si cerca la palla dentro per Pini, recupero di Vicenza che è già dall'altra parte con Tagliapietra che dovrà forzare l'1 contro 1, finte, poi il tiro in corsa di Tagliapietra, che realizza un altro canestro, porta il suo bottino a quota 61 e la propria formazione a -6 sul 69 a 63. 55 secondi praticamente da giocare, solo -6 per Vicenza. Forse ho parlato troppo presto dicendo la partita è difficile ora. Qui San Martino che muove la palla più per muoverla che per andare realmente a canestro, con Giordano che tiene il palleggio vivo. Arriva il blocco di Ferrara, ancora Giordano con la palla fuori per Ferrara, che pesca il taglio sotto canestro, fuori la palla per Beraldo, che viene stoppata però dalla difesa di Vicenza, che lancia il contropiede di Monaco con Giordano che riesce con Ferraro che riesce a recuperare, strappare la palla a Monaco. Il possesso però resta in attacco per Vicenza. Bellissima giocata difensiva, tempismo perfetto da parte di Sara Ferraro, che non permette la conclusione, ma era scontata per Monaco. Qui Tagliapietra a prendere il tiro, non tocca neanche il ferro, si lotta a rimbalzo, ancora Ferraro a salvare la palla, però calpesta la linea di fondo. Altre 2 bellissime giocate da parte di Ferraro. Qui il time out intanto per coach Sinigaglia per questi ultimi 20 secondi di gioco. Fanola 69, Vicenza 63. Ultimi 20 secondi di gioco, 69 Fanola, 63 Vicenza e possesso per la formazione ospite dopo il time out chiamato da coach Sinigaglia, sicuramente per impostare una rimessa speciale, probabilmente penso io per un tiro da 3 punti o una conclusione rapida. Qui la palla subito fuori infatti per il tiro da 3 punti di Tagliapietra, però sul rimbalzo la palla schizza ancora fuori dalla linea di fondo, e l'ultimo tocco di una giocatrice delle Lupe. Altra possesso per Vicenza con la palla per Lazzari che trova dentro Tibè, che va ad appoggiare di tabellone, 2 punti facili, riporta -4 Vicenza. Rimessa e subito il fallo da parte di Martinez su
Pini, Andrea Lunetta, la lunga di San Martino con 2 tiri liberi, lasciando però solo 6 secondi e 3 da giocare a Vicenza. Non ha più comunque time out da chiamare Vicenza, quindi avrà solo 6 secondi e 4 per andare dall'altra parte. Pini però sbaglia il primo dei 2 tiri liberi a disposizione. Secondo tiro libero per lei. Corto anche questo sul secondo ferro, si lotta a rimbalzo, però ci si butta sul pallone e la palla a 2 fischiata, che però lascia solo 2 secondi e 9 sul cronometro, e possesso per le Lupe. Due secondi e 9 appunto da giocare, quindi anche se ci sarà forse un fallo, il tempo di fare un fallo, comunque non ci sarà più il tempo per andare dall'altra parte e recuperare questi 4 punti di svantaggio per le cose, e infatti c'è subito il fallo che lascia comunque il secondo e 3 e manda in lunetta Francesca Beraldo con 2 tiri liberi. Due tiri liberi per Francesca Beraldo. Sbaglia anche questo, libero, 3 tiri liberi consecutivi sbagliati da San Martino. Per fortuna siamo sul +4 e 1 secondo e 1. Segna il secondo dei 2 a disposizione, non c'è neanche il tempo per tirare, infatti non lo fa Vicenza, quindi finisce così a San Martino di Luperi con una vittoria. Il campionato un po' sfortunato delle Lupe di quest'anno, del Fanola San Martino di Luperi sul Belcolfin Intercom Vicenza, con un punteggio di 70-65. Io ringrazio tutti quanti, do un saluto a tutti quanti e auguro una buona estate a tutti, e ci rivediamo per la prossima stagione del San Martino di Luperi, sia di A1 che di A2. Arrivederci e grazie a tutti.